Settima giornata della Serie A Fables, Pescara contro Lazio in diretta dal Pala Rigopiano sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Un caro saluto da Silvia Venditti e benvenuti allo scontro diretto per la seconda piazza, zona alta della classifica affollatissima, ma a guidare le 13 della massima categoria c'è solo la Kick-Off, ancora imbattuta e impegnata domani contro il Cagliari. Prima di iniziare a raccontare la gara sottolineiamo l'iniziativa della LND appoggiata dalla divisione diffondendo il numero 1522 gratuito e attivo 24 ore su 24 a sostegno delle vittime di violenza e stalking. Semplice e efficace il messaggio che lo accompagna: non sei sola, rivolto naturalmente a tutte le donne che stanno purtroppo affrontando questo genere di difficoltà. Torniamo al match, questo è un anticipo, così come lo è CMB Bitonto, 1-5 il parziale del primo tempo al Pala Salandra. Tra poco invece inizierà Pescara Lazio con due grandi assenti, Manieri da una parte e Vanessa dall'altra. Andiamo però a leggere le 12 protagoniste per squadra che scenderanno tra poco in campo. Iniziamo naturalmente dalla Lazio, squadra ospite allenata da Daniele Chilelli, numero 2 Irene Pantano, numero 3 Carola Colucci, poi Sara Conticelli, Valentina Siclari, Cecilia Barca il capitano, Corinne Pasquale, Melissa Raponi, Giulia Gurrieri, Emilia Iochisalo, Marica Umbro, Marianna Pepe e Giulia Badalà. Dall'altra parte risponde il Pescara di Amparo con il numero 21 Marica Mascia, Aida Sciascio numero 3, 4 Ludovica Coppari, 5 Ersilia Dincecco, 7 Natalia Rozzo, il numero 8 è Chiara Di Sauro, poi Federica Belli, Alessia Discaro, Gabby Vanelli, Alessia Valendino, Tati e Pato. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Tommaso Vallecaro di Salerno, Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia e al crono c'è Luca Di Battista di Avezzano. Ci sono anche un bel po' di ex in maglia bianca-azzurra del Pescara, parliamo di Mascia, Sciascio e Vanelli, e come abbiamo ricordato prima le assenti che sono Jessica Manieri e Vanessa, che Vanelli ha definito i cervelli delle rispettive squadre, ed è davvero così, ma uno spettacolo non mancherà, ce lo dicono i precedenti tra queste due formazioni. 9 punti per la Lazio, 11 per il Pescara, a 15 c'è la Kick-Off, ma in compagnia del Pescara ci sono anche Bitonto e Tiki-Taka. Il Bitonto sta vincendo con ampio margine in Basilicata, il Tiki-Taka affronterà il Lamezia che è il fanalino di coda, quindi almeno sulla carta lo scontro più difficile per il Pescara. Poi c'è anche l'Ocasa Falconara che se la vedrà domani con il Molfetta, il Palabadiali. Anche questa è una sfida da tenere d'occhio. Intanto siamo pronti per iniziare. Sul pallone c'è Corinne Pasquale, la giocatrice più esperta sicuramente della formazione biancoceleste, classe 81. Lungo passato anche nella Ternana, tutto pronto per il fischio d'inizio. Schierati i quintetti, partiti in questo momento. Siclari, il lancio lungo a cercare Iochisalo, il pallone che sbuca dalle parti di Marica Mascia. Adesso in azione Dincecco per Tati all'indietro, quindi ripetiamo i quintetti con Tati in azione, taglia tutto il campo. Mascia, Tati, Dincecco, Pato e Vanelli per il Pescara. Dall'altra parte la Lazio con Pepe, poi Barca, Iochisalo, Siclari e Pasquale. Barca, fascia di capitano, rientrata dopo praticamente 2 stagioni di infortunio uno dietro l'altro, prima al ginocchio e poi al piede. 525 giorni di assenza dai campi, 595 di assenza dal gol che è arrivato nella gara contro l'Audace Verona in casa, quello del provvisorio 2-0, recuperato poi dal Verona. Intanto in attacco Pato, su di lei Iochisalo all'indietro, Tati, la puntata fermata proprio da Barca in ripartenza, il controllo con il ginocchio di Pasquale, poi la puntata fermata senza problemi da Mascia. Segno rosso sul volto delle giocatrici del Pescara. Va via 2 volte Pato, fermata però bene da Barca. Rimessa laterale per le biancazzurre, va Tati sul pallone, trascorso 1 minuto e 1 secondo al Pala Rigopiano. Tati per Pato, poi il tocco di Siclari, quinta stagione per lei alla corte di Chilelli, 34 gol realizzati
nel corso di questo arco di tempo. Tati, le finte su Pasquale che non la perde di vista, allarga poi il gioco per Dincecco, chiusa da Iochisalo, si torna allora da Tati contro Pasquale di nuovo, movimento a sinistra da parte di Pato, Vanelli va ad innescare proprio il movimento di Pato in velocità su Iochisalo che copre dopo il tentativo di Barca che non ha contenuto la corsa di Pato, ispiratissima anche nel match della scorsa settimana. La super sfida del Palapanzini finita 3-3 contro il Bitonto. Secondo pareggio per le tricolori, secondo anche per il Pescara che aveva già ottenuto un 2-2 contro il Tiki Taka. Quindi le due finaliste degli ultimi 2 anni, Bitonto e Tiki Taka, fermate sul pareggio dal Pescara di Amparo, primo anno per lei da allenatrice in Serie A, intanto Pato che non riesce a raggiungere il pallone. Un'esperienza anche nell'anno passato con il centro storico Montesilvano, invece in Serie B. Siclari imposta per Barca, ancora scambio con Siclari, Barca di nuovo allunga per Iochisalo che si deve impegnare per mantenere vivo il pallone ma non ci riesce. In area di rigore soltanto Pato, rientra anche Pasquale in linea difensiva. Tati Scodella per il movimento di Vanelli che ha parlato molto bene della Lazio dicendo è stata una grande scuola per me, ha acquisito anche quel pizzico di malizia in più. Il suo arrivo in Italia è stato proprio in biancoceleste, 3 stagioni nelle quali si è distinta più che positivamente. Poi la kick off e ora il Pescara, Dincecco attaccata da Iochisalo. Tati sposta il pallone a destra, salta Pasquale, ne ha 2 addosso, poi fa rimbalzare il pallone addosso alla numero 7 e ottiene la rimessa in zona d'attacco. Si sta scaldando Belli, pronta anche Ludovica Coppari al suo ingresso nella 7ª giornata di campionato Serie A Fables. Movimento di Vanelli, si fa vedere Pato, intercetta Iochisalo e riparte Pasquale che ormai fa il pivot. Pallone ancora buono per Iochisalo, poi arriva la copertura di Dincecco e il primo calcio d'angolo guadagnato dalla Lazio. Siclari batte il corner sui piedi di Pato però che punta subito verso la porta avversaria, inseguita da 2, con intelligenza riparte da Tati. Ora Dincecco ancora centralmente per la numero 44. Pato va sempre a sfidare la diretta avversaria, in formissima, adesso gira di prima per Dincecco, attaccata da Barca, indietreggia il capitano, affrontato dall'altro capitano. Ancora Dincecco in verticale Pato con l'esterno Dincecco per Tati, poi sulla stessa corsia ancora per Dincecco che sbaglia però il controllo, favorisce l'intervento di Pasquale. Ripartenza Lazio dai piedi di Barca, ora a sinistra per Iochisalo. 3 minuti trascorsi, sempre 0-0, nessuna conclusione e quindi nessuna parata né per Mascia e né per Pepe. Entrano Rozzo e Coppari, in campo anche Belli, rimane soltanto Pato rispetto al quintetto iniziale. Pepe, Barca, pallone anticipato bene da Coppari che serve a sinistra per Rozzo, appena entrata la conclusione e poi il tocco di Pato e il gol del Pescara dopo 3 minuti e 4 secondi. Vantaggio biancazzurro con Pato. Ingresso positivo per Rozzo, è scappata a sinistra, ha messo in mezzo e ha trovato la correzione vincente di Rafa Pato che sale così a quota 5 marcature in campionato. Belli intercetta sui 10 metri il sinistro, vola Pepe e la tocca. Pallone insidiosissimo destinato all'incrocio dei pali, arriva però il tocco all'ultimo secondo dell'ex Lamezia Terme. Marianna Pepe, Coppari in mezzo, Sciascio appena entrata, si scalda Colucci, Sciascio riceve il controllo con il petto, allarga poi per Belli, tutto chiuso, si riparte da Mascia con i piedi, il lancio lungo a cercare Sciascio che si era però spostata centralmente. Ecco il cambio con Colucci al posto di Pasquale.
Pepe per Colucci, buono il controllo, forse con un tocco secondo la panchina del Pescara, non secondo il direttore di gara. Si continua a giocare, Roso va via bene a Siclari, poi Coppari, Belli difende il pallone, lo lavora per Roso a sinistra, giro palla ottimo del Pescara, il taglio sul secondo palo per Coppari che arriva con un attimo di ritardo. Buona comunque l'intuizione di Aida Sciascio. Sale il coro dei sostenitori del Pescara, oggi particolarmente calorosi. Colucci, il controllo, poi il tacco bello di Siclari che si autolancia di nuovo con la testa Colucci, e adesso Belli che può orchestrare per le sue. Coppari smista a destra da Rozo, si fa vedere Sciascio, si cambia, si va a sinistra invece da Belli, di nuovo Rozo, Sciascio, controllo con il mancino, pisata per Coppari, di prima bene per Belli, spazio in mezzo per Sciascio, intercetta bene però Cecilia Barca, bello il gioco espresso da entrambe le squadre. Ora però l'errore di Barca che con troppa fretta ha verticalizzato Coppari. Rozo sposta il pallone sull'attacco di Iochisalo, riceve bene Sciascio, smista bene per Belli, Belli, il palo pieno, Iochisalo, pericolo grossissimo per la Lazio, e ora il pallone che sfugge a Colucci. Al cambio Iochisalo, entra invece la numero 4 Conticelli che va subito a contrastare Sciascio. Rimessa laterale, trascorsi 4 minuti e 31 secondi qui al Pallarigopiano. Sciascio, pallone intercettato proprio da Conticelli, ora Colucci va a puntare verso la porta di Mascia, l'attende lì Rozo, poi il recupero dalle retrovie da parte di Coppari, cerca di evitare Barca, il rimpallo favorisce l'intervento di Belli. Con calma ancora Rozo, Sciascio, le insegue Conticelli, Belli contro Barca, in orizzontale per Rozo, testa alta per la numero 7 Coppari, cerca di rimettere in mezzo, arriva Conticelli, poi Belli che sposta il pallone, esplode il mancino, il controllo all'indietro ancora per Mascia, di nuovo con i piedi in appoggio corto per Belli. Sciascio riceve, salta a Barca che la terra, ma in realtà il pallone era già finito fuori, quindi soltanto rimessa laterale, mentre Chilelli ha qualcosa da dire a Conticelli. Richiamate in panchina, ultime spiegazioni per lei dopo il primo ingresso in campo. Siclari, pallone in verticale per Colucci, intercettato bene da Coppari, la triangolazione con Rozo, poi il tocco di Barca a fermare almeno per un attimo l'azione del Pescara. Coppari, Rozo, Sciascio chiama il pallone e lo riceve. Rozo ancora corto per Sciascio e libera Belli dalla parte opposta, vista, servita, la conclusione al volo completamente svirgolata, però strano davvero per Federica Belli che al volo colpisce sempre benissimo. Questa è stata l'eccezione. Primo ingresso anche per Pantano, cresciuta anche nelle giovanili dell'Under 19 della Lazio. Rozo, fermata da Siclari, poi arriva Valendino, appena entrata anche lei per Sciascio, di nuovo Valendino, giocatrice pugliese di Margherita di Savoia. Sciascio, Valendino contro Pantano, sfida tra giovani, vinta per il momento da Pantano ma rimane in attacco. Ancora il Pescara. Viene interrotto il gioco perché deve essere asciugato il parquet. Arriva allora l'intervento dello staff biancazzurro. Mentre il parziale al Pala Saponara è 2-6, 2 per il CMB, 6 per il Bitonto. Sciascio, risultato che mette sicuramente pressione al Pescara che è appaiato in classifica alle tricolori. Mascia bene, tiene giù il pallone per Sciascio che ha provato con il tacco a servire Rozzo, che era arrivata
in sovrapposizione, a pieno ritmo, a piena velocità. Valentino a destra per Sciascio, il blocco di Valentino su Iochisalo, a sinistra Rozzo, questa volta contro Colucci. Sciascio di nuovo per Rozzo che non riesce però ad agganciare, alza comunque il pollicione verso la compagna. 13:23 da giocare. Sticlari chiama lo schema. Pantano sbaglia il passaggio, intercettato in mezzo da Pato che ne salta a 2 in velocità, mette in mezzo per Valentino, tutto perfetto. 2-0 del Pescara. La grande esultanza, l'abbraccio alla numero 27, una delle più piccole della formazione biancazzurra, festeggiatissima anche da Vanelli, l'abbraccio anche al mister Amparo. 2-0 per il Pescara. Strepitosa Pato a servire questo assist al bacio. E brava Valentino a farsi trovare pronta sul secondo palo. Mascia sul tiro di Pasquale dalle retrovie. In calcio l'angolo che verrà battuto da Pantano, numero 2 classe 2004. Tra poco il compleanno, il 30 novembre. Pantano in mezzo per Iochisalo, arriva però la copertura con Tati, pallone che rimane lì, ancora Iochisalo, torna Tati su di lei, si salva in qualche modo il Pescara che ricomincia dalle mani di Mascia. Vanelli per Tati, Pato, ancora Pato in velocità, Valentino, la conclusione con il destro, questa volta però non inquadra la porta. 12:53, doppio vantaggio per la squadra di casa, pronta al cambio Barca al posto di Pantano. Iochisalo per il capitano, intercetta Vanelli, pallone che rimbalza fuori, lo protegge Cecilia Barca. 12:46, recupera il pallone la nazionale finlandese Iochisalo. 11 gol per lei nella passata stagione, 2 in questa attuale. Secondo anno in Italia. Pepe la butta fuori Pasquale perché era pressata da Valentino che ha rimesso subito in gioco per Pato. Tati si allarga Vanelli, Pato di prima per Valentino, attaccata da 2, all'indietro ancora per Pato, si apre a destra, tanto spazio per Tati, si muove Vanelli, Tati le finte su Iochisalo che intercetta poi il pallone e va a servire per Colucci, attaccata di nuovo da Pato, all'indietro Pepe. 4 anni nella Polisportiva 1980, poi un anno al San Marino Academy e il salto in Serie A con il Lamezia. Persona di riferimento in tutto ciò Mimmo Di Bari, che ha creduto tanto in lei e dice mi ha spronato a fare questo tipo di ruolo, anche a continuare anche quando mi sono trasferita per lavoro in Emilia Romagna, perché è partita dalla Puglia a giocare Marianna Pepe e non era neanche portiere di ruolo, in realtà giocava in mezzo, poi un po' casualmente è finita tra i pali e si è innamorata. Vanelli, scambio con Tati, arriva però Colucci che strappa il pallone dai piedi del numero 44, attaccata con forza ma in maniera corretta sia da Pato che da Tati e da lì non si esce, pallone del Pescara. Vanelli, Discaro, intercetta bene Pato questo pallone, messo giù in maniera molto elegante, poi il rimpallo su Pasquale, anche Alessia Discaro, giovanissima, classe 2005, la più piccola delle biancazzurre. Vanelli ancora per Tati, rientra in posizione Pasquale che la chiude. 11:29 all'intervallo sul tabellino delle marcatrici Pato e Valentino. L'assist per Alessia Valentino è stato proprio di Pato. Discaro di prima sui piedi di Iochisalo, Pato all'indietro per Mascia che riparte dall'ex Falconara. Tati le finte ancora su Colucci, Pato,
Tati, bene per Discaro, un po' di spazio a destra, prova a saltare Iochisalo e a mettere in mezzo, rimpallo o su Iochisalo o su Barca, non ho ben visto, ma non cambia che il possesso è del Pescara. Chiede l'esatta posizione Alessia Discaro. Tati, Pato, sale subito in copertura Pasquale, ora Colucci su Tati. Viene incontro Discaro, pallone a mezza altezza per Tati, subito attaccata da Colucci, cade a terra la numero 44. Non c'è irregolarità, va al cambio Colucci e rientra Siclari. Discaro. Tati la finta, poi si mette in proprio, innesca Discaro, buono il pallone, non arriva in scivolata Iochisalo, non arriva però neanche Discaro che cercava un tocco delle biancocelesti, non c'è nulla, quindi si riparte ancora da Pepe. 10:52. Appoggio corto per Siclari. Barca alza un po' il pallone per Pasquale, ben marcata però da Tati, sfila via il pallone Mascia, ha rimesso già in gioco per Discaro. Vanelli. Tati. Pato, filtrante per Vanelli, arriva però il ripiegamento difensivo di Iochisalo che prolunga in fallo laterale. Vanelli di fronte alla panchina della Lazio, di fronte al suo ex mister per 3 anni. Vanelli, elegante il tocco per Pato con la testa Iochisalo, poi Pasquale di prima per Siclari in azione la numero 5 come gli anni che la vedono alla Lazio. Tutto chiuso però in fallo laterale. Discaro per Vanelli. Tati, si sono rialzate Belli e Rozzo. Tati, un po' di movimento per Vanelli. Pato ancora in velocità, poi Siclari come un treno in scivolata. Pato che sta cercando puntualmente il dribbling e puntualmente salta almeno una giocatrice biancoceleste. Tati ne salta 2, pallone in mezzo per Discaro. Pato non passa il pallone per Tati, riparte allora Pasquale in parallela per Siclari, addosso Vanelli, la salta Siclari, va a finire poi uno scontro con Vanelli, a finire sui cartoni pubblicitari Siclari. Nessun problema per entrambe, nessun fallo fischiato fino a questo momento. Sono trascorsi 10 minuti e 14 secondi nel corso del primo tempo. Occhiata di Chilelli alla panchina, sta per arrivare il time out. Tati, Vanelli porta con il mancino, scarica con l'esterno. Pato per Tati, ancora a cercare Vanelli, bene però spezza il gioco Barca, ancora Tati, tutto regolare. Belli 2 contro 2, Belli salta Pasquale in mezzo per Tati, la puntata svirgolata, era tornata a tutta velocità Siclari e come preannunciato 1 minuto di break anche per noi, chiamato da Chilelli. Da solo? Sì, quello dico come faccio, perché poi non mi risposto. Sono l'allenatore. Ormai. Ma così per scrolazzo. Pescarazzo, sì, sì. Per siciliano? Non c'è più. Lo scudetto. Questo è pescato. Sì, non è solo da simile. Rientriamo in campo, 9:20 all'intervallo, 2-0 il punteggio parziale. Ad opera di Pato e Valentino. Pepe può rimettere in gioco per Siclari. All'indietro Barca, lancio lungo verso nessuno però perché si era allargata Pasquale. Mascia. Belli. Pato di prima per Tati,
Ora Rozzo con il destro, arriva Pepe in copertura, sta giocando con disinvoltura il Pescara. Tati, altro corner, proprio vicino a Manieri che osserva per la terza partita consecutiva. Alza il pallone Tati, Belli al volo, molto meglio di prima, ma non arriva comunque alla conclusione verso la porta, leggermente alto il mancino. È rientrata Conticelli, talentino visto nella Futsal Future Cup, passata dalla regionale alla Futsal Pontina, alla massima serie quella Lazio. Qui si ostacolano Conticelli e Siclari. Belli porta il pallone con la sola, il mancino fermato da Barca. Batati si avvicina da quelle parti. Belli, pallone per lei, subito attaccata però da Pasquale che voleva anche la rimessa, che rimane però bianca-azzurra. Tati taglia Belli, spazio per Rozzo, a sinistra ancora per Tati, la finta su Siclari, saltata di netto, la puntata con il mancino che finisce di poco al lato. Spunto ottimo della numero 44. Pepe, Siclari un po' timido, no? Arriva allora Belli con il mancino, copertura di Barca, calcio d'angolo. Belli alza il pallone, era destinato a Rozzo ma con la mira errata in realtà, quindi Conticelli per la rimessa. Barca, Siclari aggancia il pallone leggermente impreciso, ancora Barca a sinistra da Conticelli. Siclari di prima, Tati in copertura, volante, Rozzo all'indietro per Pato. Tati con la massima calma, ora il Pescara. Tati chiama il movimento di Belli, poi passa dai piedi di Pato, ancora Pato, lascia a Tati, scarica a destra per Pato, in mezzo c'è Belli, cercata il velo, arriva Pepe però in chiusura insieme a Conticelli e Barca. Rozzo ha già rifatto su il pallone il Pescara. Tati, Rozzo, Belli attaccata da Conticelli, spazio per Tati, rimpallo vinto però da Siclari. Pasquale ancora per Siclari, ma arriva Pato che è dappertutto. Ha fatto benissimo in attacco con un gol e un assist, ma tante volte è tornata anche in fase difensiva. Le sue capacità offensive le conosciamo bene, ma adesso sta diventando completa in tutti i reparti del campo, anche in difesa dove gli attaccanti tornano un po' malvolentieri di solito. Siclari, rimessa per Barca, Pantano all'indietro per Pepe, era chiusa. Pepe alza il pallone a cercare di nuovo Pantano, sbaglia però la misura del passaggio, quindi rimessa per capitano Ersilia Dincecco, che lascia però a Belli 3 gol per Dincecco, 3 gol per Belli, anche per Vanelli. Rozzo e Tati, proprio Rozzo in azione contro Pantano. Sciascio di prima, bene per Dincecco, dalla parte opposta era libera Belli, non ha fatto in tempo a servirla Dincecco. Siclari, Pantano, subito attaccata da Sciascio e Dincecco, ottima la morsa biancazzurra, poi la puntata di Sciascio che da ferma ha calciato, sembrava Signori sul dischetto del calcio di rigore. Vola Pepe e si arriva al calcio d'angolo. 7-0-8 dall'intervallo dopo questa invenzione di Aida Sciascio. Dincecco al calcio d'angolo, prima però qualcosa da dire all'arbitro. In mezzo per Belli, se la coordinata Rozzo addosso a Barca che fa muro. È uscita benissimo prima Pepe e ora Mascia. Finta il lancio lungo, passa invece da Dincecco. Rozzo, Sciascio, Rozzo prende spazio centrale, salta Siclari, fermata però da Pasquale. Barca ancora per Pasquale, ottimo il passaggio, arriva Rozzo che chiude al momento giusto, stava caricando la puntata Corinne Pasquale, arrivata in Italia con il Perugia, quasi 30 gol per lei la prima stagione in A2, poi la Ternana, Falconara, Statte, tante squadre, intanto colpisce al volo
e arriva il calcio d'angolo per la Lazio sulla conclusione della numero 7, che corre ancora come una ragazzina. Arriva Siclari, primo scudetto della Serie A vinto da lei con la Pro Regina, ultimo vinto con la Salinis, in mezzo a tanti altri titoli e spazio anche in nazionale. Il tanto solito colloquio tra Dincecco e gli arbitri, immancabile. Siclari alza il pallone scodellato bene per Pasquale, che mette giù, va a calciare ma trova soltanto la schiena di Rozzo. Sciascio benissimo di prima per Rozzo, carica il destro. Pasquale è già tornata in fase difensiva. Sta giocando molto bene il Pescara, soprattutto perché velocizza, tanti tocchi di prima, accorcia molto bene in mezzo, c'è sempre una compagna libera. Sciascio in mezzo, ha capito tutto Barca, poi Pasquale lunga per Siclari che non può raggiungere il pallone. Mascia al cambio Coppari al posto di Belli che si va a sedere, il 5 di Pato per lei, ora Rozzo, 6:20 Coppari. Sciascio contro Barca, pallone che è uscito secondo il direttore di gara ed è della Lazio. Al cambio entra Iochisalo, rientra anche Colucci, si siedono invece Siclari e Pasquale. Dall'altra parte è rientrata Valendino al posto di Belli. Iochisalo, Coppari prima di tutti, il rimpallo su Barca, poi Valendino attaccata da Iochisalo e da Barca. La rimessa è della squadra della Lazio. Chiama lo schema Iochisalo di fronte alla panchina del Pescara. Si gira Barca, va a cercare Pantano che nel frattempo però era scivolata proprio al limite dell'area di rigore. Coppari 6-0-3, sempre 2-0 a favore della squadra di Amparo. Dincecco chiusa e respinta all'indietro da Iochisalo. Può ricominciare il capitano. Coppari gira a sinistra da Valendino. Coppari rimane nella propria metà campo la Lazio. Dincecco per Coppari che si fa vedere a sinistra, all'indietro di nuovo da Dincecco, scende a dare appoggio molto bene Valendino, si è allargata a Sciascio, ancora in linea orizzontale da Dincecco. Ora deve scendere Sciascio che chiama il pallone, lo porta però ancora Dincecco. Scarico che arriva ora per Sciascio, bene per Coppari, deve rientrare in posizione Colucci. Valendino all'indietro, il velo di Dincecco, aggancia con il mancino Sciascio, serve per Valendino, la finta su Pantano che l'ha chiusa, però Pantano riparte bene appoggiandosi su Colucci. Di prima Barca per Iochisalo, attaccata da Coppari con un fallo, il primo di questo match che arriva a 5-14 dall'intervallo, dopo 14 minuti e 46 secondi, quindi partita molto corretta, anche se la posta in palio è alta, 3 punti nella zona altissima della classifica. Impressione Sciascio su Iochisalo, costretta all'errore. Valendino. Dincecco scambia ancora con la numero 27, mentre arriva il finale dal Palasalandra. Il Bitonto ha battuto il CMB 8-3 con l'ultimo gol arrivato a 30 secondi dalla sirena, quello di Pernazza. 8 reti inaugurate dall'eterna Lusileia, classe 83. Sbaglia Coppari, può rimettere in gioco Cecilia Barca, per tutti Cecio. Pantano, Iochisalo porta il pallone con la sua lata, poi in mezzo Colucci aggancia bene il pallone a mezza altezza, scaricato ancora per Iochisalo, la conclusione tenuta bassa ma non riesce in alcun modo ad impensierire Marica Mascia. Valendino, Dincecco, Coppari, ancora Coppari in azione, Dincecco. Salta Colucci, arriva sul vertice il pallone per Sciascio, ancora indietro per Dincecco, conclude con la punta Pepe, molto attenta sul primo palo. Barca 4-0-6, imbucata buona per Colucci, attaccata subito da Coppari, all'indietro la numero 3 di Martina Franca, anche per lei una breve esperienza alla Mezia, in precedenza al Perugia e poi 2 anni al CF Pelletterie.
prima della parentesi in terra calabrese. Iochisalo, le finte su Valentino, sposta il pallone Iochisalo, il destro fermato con la testa da Coppari, in anticipo anche su Mascia. Calcio d'angolo. Si è già schierato il Pescara in copertura mentre sta decidendo lo schema la Lazio. Alla fine va Barca sul pallone. In area di rigore ci sono Colucci e Pantano, si stacca Colucci. All'indietro ancora per Iochisalo, questa volta però sbaglia il capitano e c'è un altro time out, l'ultimo di questo primo tempo, chiamato da mister Amparo a 3:43. Allenatrice biancazzurra, ex giocatrice del Pescara, interrompe il gioco per dire qualcosa alle sue. Un minuto anche per noi. Con la lavagnetta in mano fino all'ultimo secondo Chilelli. Ha spiegato tutto a voce invece Amparo. 3:43 al termine della prima frazione, siamo sul 2-0 con Pato e Valentino sul tabellino. Coppari, Vanelli, chiama il pallone Pato, dimenticata dalla difesa, indietreggia ora Barca. Coppari contro Iochisalo, chiusa la numero 4, recupera però velocemente la sfera Vanelli. Tati, ancora per Vanelli, testa alta per la numero 12, si è mossa bene Coppari, servita in maniera ottima, ancora Coppari e indietro per Vanelli, chiama il movimento Tati e va con il destro, non lontana dalla porta. La conclusione di Tati, ci ha provato con la punta, la posizione defilata. 3:14. Pepe per Colucci, che se la prende un po' con la compagna di squadra. Intanto Vanelli, Tati un colpo ricevuto, mette fuori allora Vanelli, si avvicina all'arbitro la numero 44, anche Coppari da quelle parti. Un colpo fortuito sulla nuca per Tati. 180 secondi alla pausa. Va Colucci, pallone che viene restituito con grande sportività al Pescara. Tati, Coppari all'indietro, ancora Tati, viene incontro Vanelli, si passa prima da Coppari, taglio di Vanelli, Iochisalo con la testa, deve inseguire il pallone Pepe ma non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Incoraggiata da Luzzi, che è sugli spalti del Palarigopiano, collega di reparto con un passato nel tiki-taka Francavilla. Tati, in incontro Coppari, va a calciare, non trova però la giusta correzione verso la porta. Pepe per Colucci, troppo lungo il pallone. Mascia, corto per Vanelli, lì vicino c'è Pato, in prima linea in attacco c'è Pasquale, ancora Pasquale a inseguire Vanelli. Coppari contro Siclari, Tati, Pato contro Iochisalo, sterzata di Pato che torna da Tati. Manovra del Pescara, ancora con Coppari per Vanelli, sbaglia però Coppari, allora la rimessa è della Lazio con Siclari per Barca.
subito l'imbucata, letta però bene da Vanelli che scivola anche sul pallone, lo protegge in maniera irregolare, però c'è quindi il fallo, punizione di seconda che verrà battuta dalla Lazio, è scivolata praticamente sul pallone Vanelli dopo l'intervento difensivo. Adesso rientra Dincecco al posto di Pato, pronta a rientrare anche Alessia Discaro. 1:59, abbiamo dato un'occhiata al cronometro mentre la Lazio beneficia di una punizione. Siamo proprio sugli 8 metri, a metà tra il dischetto del rigore e quello del tiro libero. Continuano a dialogare Barca e Pasquale, poi l'ultimo sguardo è per mister Chilelli. Indicazioni ricevute dalla Lazio, dal quintetto in campo, quindi sui pali Siclari e Pasquale. Parte Barca, tocco per Siclari, la girata con il destro, arriva ancora una volta Coppari in anticipo su Mascia, riesce Dincecco, rientra Pato. 1:57. Siclari posiziona il pallone, lo lascia poi per Barca che arriva con il destro, il pallone in mezzo, Vanelli ad attaccare Iochisalo, all'indietro da Pepe che alza il pallone direttamente tra le mani di Mascia. Vanelli, corto per Tati che prolunga poi per Pato che inciampa, trattiene per un attimo Pasquale che ha rimesso già in mezzo per Iochisalo, la puntata che finisce però fuori, colpito con il corpo leggermente sbilanciato Iochisalo. Vanelli, Tati, 1:28 al termine della prima frazione. Discaro, già secondo ingresso per lei nel corso del match. Tati, bene per Pato che torna sul cerchio di metacampo. Tati, finte su Pasquale, la salta, poi il rimpallo vinto dalla Lazio con Siclari e Barca. L'ultimo tocco proprio della numero 44 che si arrabbia, voleva far suo anche questo pallone. 1:09. Pallone lungo, salta Discaro, arriva però Pasquale, gira bene per Barca, a sua volta per Iochisalo, contro Pato sul secondo palo dove stava arrivando Pasquale, ma con un ritardo che non le ha permesso di impattare con il pallone. Mascia lascia lì per Vanelli, ultimo minuto di questo primo tempo, con il mancino per Tati, difende bene il pallone Pato, poi Vanelli di nuovo per Pato, Iochisalo, va via Pato, scarica poi per Vanelli, non c'è stata intesa qui con Discaro che è rimasta un po' ferma, si era allungata un po' troppo il pallone Pato, rimessa con Siclari per Barca, Iochisalo contro Tati, Siclari gira di prima e mai inteso questa volta però è tra lei e Barca che era andata in avanti. Vanelli, Tati, Discaro, ancora per Tati che deve inseguire, pressione di Iochisalo, va via Tati, bene Iochisalo, un po' di spazio per il mancino, imbucata per Discaro, anticipo di Barca, trattenuta in maniera evidente da Discaro, si continua per il vantaggio, conclusione di Barca, poi Pato, Pasquale, dopo aver dato il fallo cumulativo intanto si continua a giocare con Iochisalo contro Discaro, ancora Iochisalo in mezzo per Pasquale che corregge e dimezza lo svantaggio a 7 secondi dall'intervallo, arriva l'1-2 della Lazio. Nessuna parata particolare per Mascia in questo primo tempo, però questa è anche la forza della Lazio che appena si è rifatta viva in maniera pericolosa, è diventata addirittura letale con la rete che ha dimezzato lo svantaggio, stava conducendo in maniera tranquilla il Pescara. Adesso questo gol che rimette tutto in discussione a 7 secondi dalla sirena, i gol che fanno un po' più arrabbiare gli allenatori che vogliono attenzione soprattutto nell'ultima parte di gioco, così da andare negli spogliatoi con un parziale rassicurante. Invece adesso soltanto una rete di vantaggio per le biancazzurre che comunque fin qui hanno fatto vedere tanto bel gioco.
Si mettono d'accordo gli arbitri sui falli da segnare sul tabellone e si riparte per gli ultimi 4 secondi. Tati da lontanissimo, Pepe che fa su il pallone e qui arriva la sirena del primo tempo. Il parziale di 2-1 a favore del Pescara. Le reti sono state di Pato e poi di Valentino negli ultimi 7 secondi di gioco. Il graffio di Corin Pasquale che manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-1. A tra pochissimo per la ripresa.
2-1 per il Pescara dopo i primi 20 minuti, in gol Pato e Valentino, dall'altra parte Pasqual al minuto 19:53 secondi. Partita ancora apertissima, settima giornata della Serie A Fables. Adesso il primo tocco sarà del Pescara, che rientra con Sciascio, Rozzo, Tati e Vanelli, tra i pali sempre Mascia, all'altra parte Pepe, poi Barca, Iochisalo, Pasquale e Siclari. Rozzo in azione sulla destra, si fa vedere Sciascio all'indietro con il mancino, chiuso però il corridoio da Valentina Siclari. Alle nostre spalle passano Luzzi e Vanessa. Rimessa laterale per le biancazzurre con Tati. In area di rigore soltanto Sciascio, Rozzo, la suolata, poi la conclusione con il destro. Stava arrivando Vanelli, è entrata in porta lei senza pallone, era buttata in scivolata per la correzione la numero 12. C'è stato comunque un tocco, quindi calcio d'angolo, può riprovare in attacco il Pescara, ancora con Tati, questa volta per il corner. Movimento di Rozzo che si allarga, incontro Vanelli, arriva prima Barca, poi il rimpallo su Tati. Sciascio dalle retrovie per Rozzo, inseguita da Siclari. Tati contro Pasqual, ancora Rozzo a cercare la profondità per Sciascio, interviene prima di tutti Iochisalo, poi Pasqual, ancora per Iochisalo, è arrivata però Tati che ha messo il piede, ha guadagnato anche la rimessa invertita. Chiede scusa il direttore di gara alla panchina di Chilelli, dice ho sbagliato. Chielli alza entrambe le mani, accetta le scuse e si può ripartire con la rimessa che è stata concessa invece alla Lazio. Iochisalo all'indietro, Barca, poi Siclari di prima, ancora per Barca, perfetto lo schema, quasi perfetto, è mancato l'ultimo tocco, quello di Barca sotto porta. Davvero bella questa azione della Lazio. Eccola la tattica tanto temuta da tutte le avversarie, a prescindere dalla classifica. Rozzo, Tati, Sciascio a destra, in mezzo si fa vedere Rozzo, Tati, Vanelli, posizione centrale per lei, scarico elegante di Sciascio, Rozzo, Tati, ancora per Rozzo, chiuso tutto dalla correzione volante di Iochisalo. 18:56 da giocare. Partita diciamo molto importante in chiave secondo posto, anche perché il Bitonto ha vinto in casa del CMB e il Tiki Taka affronta il fanalino di coda Lamezia. Tati intanto in attacco sul secondo palo, ancora una volta per Vanelli che non arriva con i tempi giusti. Seconda chance sprecata dal Pescara e non può permetterselo contro una squadra come la Lazio, che abbiamo visto è stata super efficace nel primo tempo, un vero e proprio tiro in porta, oltre 2 parate di testa da Coppari e il gol di Pasquale. Intanto 2 contro 1 del Pescara, Tati a cercare Vanelli, copertura provvidenziale in scivolata da parte di Siclari che fa valere tutta la sua esperienza. Tati chiama il pallone Sciascio, lo riceve, mette giù con il mancino, allarga bene per Vanelli, lo scambio, la triangolazione, ancora Siclari in scivolata, ha chiuso in maniera perfetta sul tiro di Sciascio che aveva posizionato con cura la sfera. Ancora Sciascio, attaccata da Barca, pallone del Pescara, rimessa in zona d'attacco. 18:16, Sciascio, Tati, Sciascio di nuovo, Barca in pressione, all'indietro, bene per Vanelli, di nuovo per Tati, pallone difficile, rimesso in mezzo, subito controllato da Pepe, lancio lungo a cercare Siclari, attaccata bene da Vanelli, lascia scorrere fuori il pallone Iochisalo, osserva ora il piazzamento di tutte le compagne in campo, chiama lo schema, Barca, sale Sciascio, ancora Iochisalo, Barca, salta Sciascio, suolata con l'esterno per Siclari contro Tati che respinge la conclusione della numero 5, rientra Belli al posto di Rozzo, pronta anche Pato, ispiratissima nei primi 20 minuti al cambio Pasquale, rientra Colucci. Cambio in attacco per la formazione di Chilelli, va a spingere Colucci, si lamenta Tati e l'arbitro va subito a richiamare Colucci, è entrata con un po' troppa foga. Siclari all'indietro per Barca che allarga per Iochisalo, la insegue Tati, si porta
fuori il pallone Iochisalo. Tati, Vanelli, con calma ancora per Tati, movimento in verticale di Belli, Sciascio, Tati, Sciascio di nuovo con l'esterno, Vanelli, il blocco su Iochisalo, Vanelli, tanto spazio per Belli, suolata della numero 12, poi la puntata per Sciascio, di prima ancora per Tati, attaccata da Colucci, chiama il pallone Vanelli, si mette in proprio Tati che salta Colucci 2 volte, poi Tati cerca di far passare il pallone per Belli, c'è il tocco da parte di Siclari e il calcio d'angolo. Tati richiamata però dal direttore di gara, labiale chiarissimo, che cosa ho fatto? Incassa la ramanzina Tati ed è pronta a rimettere in gioco. Corner battuto, il velo, poi Vanelli con il mancino addosso a Barca però che aveva capito tutto. Rientra Pato al posto di Sciascio, Vanelli, Pato per Belli. Movimento di Pato in velocità alle spalle della difesa, Vanelli a sinistra da Tati. Pato che si è liberata, mette in mezzo, arriva Vanelli con il mancino, di nuovo per Tati, intervento di Iochisalo, subito imbeccata di nuovo da Colucci, Iochisalo, arriva Pato, Mascia è parata, poi Tati in copertura, in anticipo su Iochisalo, la sterzata di Tati che manda a vuoto Iochisalo, pieno possesso del campo per Tati, ora per Belli, porta il pallone sul mancino, conclusione fermata di nuovo in scivolata da Siclari, da terra per Barca che allontana il pericolo. Osserva il pallone Mascia, lo recupera dopo per la rimessa dal fondo già effettuata per Tati. Dincecco, Belli cambia strada sull'intervento di Colucci, Dincecco con il mancino, Pato in mezzo, si fa vedere ancora Belli, Dincecco, Tati, Federica Belli a destra contro Barca, saltata ancora Belli, salta anche Siclari, ma ha finito il campo e il fischio è arrivato prima del tocco di Pato che ancora una volta era al posto giusto nel momento giusto. Belli dice non era fuori, l'arbitro però era lì molto vicino e aveva già ordinato la rimessa che è stata battuta da Pepe. Ora Pantano, Barca sbaglia però, recupera allora Belli, salta Pantano e scivolata, seconda scivolata vincente, quella di Barca che rimedia così all'errore. Tati, Dincecco contro Pantano, Tati attaccata da Colucci, in area di rigore soltanto Belli con la testa buono all'anticipo di Barca, poi la testa di Pasquale che non riesce però a tenere in campo il pallone. 4 minuti e mezzo trascorsi, sempre 2-1 per il Pescara. Si allontana Tati, Dincecco per Belli, porta il pallone sul mancino, provato ad incrociare, troppo però. Colucci in avanti, va subito a prendere posizione, allora Tati, incollata la numero 3, Pepe, scarico per Barca. In parallela proprio per Tati, poi Pantano che ci ha provato di prima intenzione, nessun problema però per Mascia. Tati, sale Pato, servita bene sul corridoio centrale, ora Dincecco allarga per Tati, il rimpallo per un attimo a favore di Colucci, poi ancora in azione Pato con Belli e Pantano che butta via il pallone. In velocità il Pescara alla conclusione di Pato e l'intervento della difesa biancoceleste. Rimane sul Pescara. Tati, alto per Belli, al volo il tris di Federica Belli, cuore alle telecamere, lo abbiamo detto. Al volo Federica colpisce benissimo, nel primo tempo non c'è riuscita, ma nel secondo tempo ci ha fatto vedere tutto il suo repertorio. Federica Belli, gol del 3-1 del Pescara. (4:58 sul cronometro) e arriva il timbro della numero 9 in maglia bianca azzurra.
Pallone in avanti, Iochisalo con la testa che non riesce a controllare. Tati, di nuovo doppio vantaggio per il Pescara. Tati scambia ancora con Dincecco. Pato chiede il pallone, ora per Belli, e salta di nuovo Pantano in mezzo, secondo palo Iochisalo prima di Dincecco. Pasqual per Pantano, Pato in anticipo, Pantano va a riprendersi il pallone, ora per Siclari, all'indietro Iochisalo, poi Dincecco che non può evitare la rimessa laterale, ma è tornato velocemente in copertura tutto il Pescara, rendendo innocua la manovra della Lazio. 14-23. Siclari in mezzo per Pasqual, in anticipo Belli, poi c'è un tocco con la mano da parte di Pasqual e poi il 5 a Belli che era caduta nello scontro proprio con la numero 7. 14-18, primo fallo di questa ripresa. Nel primo tempo la prima scorrettezza, se così si può dire, è arrivata al 15° minuto. Dincecco con l'esterno per Coppari, all'indietro ancora da Dincecco, chiama in causa Mascia, scappa via Coppari, Mascia che la cerca con il destro, Iochisalo finta l'intervento e chiude in maniera efficace. Pepe. Movimento di Iochisalo, servita in mezzo Pantano, Siclari lancia in avanti per Pasqual con la testa di Dincecco, tra i piedi però di Pantano che rimette bene in gioco per Siclari, prende spazio sul corridoio, chiusa però da Pato, riparte ora il Pescara 2 contro 1, c'è solo Pantano in difesa, Pato da sola sul secondo palo per Pepe 2 volte e poi la tocca a Belli. 4-1, Belli indica Pato che ha fatto un gran lavoro, triplo vantaggio del Pescara che arriva al 6° minuto e 23 secondi. Altro cuore per le telecamere, altro gol di Federica Belli, doppietta per lei in questo match. Lo ha detto in una delle interviste: sto cercando il gol con maggiore continuità, non che mi interessi il bottino in sé per sé, ma voglio dare anche questo tipo di contributo alla squadra. 2 firme per lei nel provvisorio 4-1. L'unica rete delle biancocelesti è arrivata alla fine del primo tempo con Pasqual. Siclari in avanti, Mascia proprio sulla linea di porta che ferma il pallone. Dincecco. Pato. Va via Siclari, rimette di nuovo in mezzo Conticelli in anticipo, poi Pasqual. In affanno ora il team della Lazio. Sulle fasce si fa sentire tanto la velocità di Pato e dall'altra parte di Belli che ora è andata un po' a riposare dopo la doppietta nel giro di neanche 2 minuti. Dincecco in mezzo, Pato al volo, la correzione, gira troppo però il piattone numero 99 che ha aperto le marcature quest'oggi al Palarigopiano. Domani il resto della giornata della Serie A Fables, la 7ª in programma sempre sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Si parte alle 15 con kick-off Cagliari. Iochisalo ancora di testa, rimbalza il pallone dalle parti di Vanelli che lascia scorrere, la rimessa è sua, se ne incarica proprio lei per Coppari. 12:53. Coppari. Vanelli che salta di nuovo Iochisalo, poi il raddoppio efficace di Siclari. Pepe. Conticelli per Iochisalo, occhiati in avanti a cercare subito Pasqual, prova con la testa a girare verso la porta di Mascia, non arriva però a toccare la sfera. Mascia per Pato. Vanelli a destra da Coppari, ancora Vanelli, questa volta cambia fascia, va da Rozzo a sinistra. Intervento buono di Siclari, poi Conticelli che prova ad innescare ancora il movimento della numero 5, chiusa però da Rozzo.
Conticelli, il tocco per Siglari, in orizzontale Iochisalo, di prima ha capito tutto, però Pato che riparte saltando Pasquale, non riesce neanche a trattenerla. Rozzo in area di rigore, in mezzo per Vanelli, il tocco sulla porta per Rozzo con grande generosità, ha lasciato il pallone la numero 7 e arriva anche il pokerissimo del Pescara, azione che più corale non si può. È scappata via ancora una volta a tutti quanti Pato, ha provato a trattenerla con le cattive Pasquale, non ci è riuscita. Arriva il fallo cumulativo, ma per il Pescara è festa per il quinto gol. Rozzo proprio sulla linea di porta al 7° minuto e 49 secondi. Conticelli, attaccata da Rozzo. Pepe può rimettere dal fondo, il lancio per Pasquale che ringrazia Pepe per il passaggio preciso. Rimessa per la Lazio che però ora è sotto di 4 reti, viene dal pareggio contro l'Audace Verona. Sciascio, Iochisalo ci prova con il destro, Mascia non salta neanche, battezza fuori la traiettoria. Pari anche per il Pescara nell'ultima giornata, quella disputata in casa del Bitonto, che ha vinto tutto e che a fine dicembre disputerà anche la Champions a Bari. Sciascio in avanti per Rozzo che controlla in area di rigore, il palleggio, arriva a Iochisalo però su di lei, all'indietro da Gabi Vanelli, la spinta con astuzia da parte di Pasquale e poi il calcio d'angolo ancora per il Pescara, mentre Chilelli rimanda in campo Pantano, classe 2004. Sciascio, il controllo con il mancino, la puntata, vola Pepe, pallone che finisce fuori di pochissimo. Pepe, Iochisalo, Conticelli, alza la sfera, Rozzo in anticipo, il controllo con il petto di Vanelli, prova a saltare Conticelli, arriva però in copertura efficace Iochisalo, cade a terra Vanelli, non c'è nulla. Esce la 2005 Conticelli per la 2004 Pantano, si allarga Barca, 11-12, ancora da giocare. Iochisalo controlla benissimo con il ginocchio Pasquale, l'attacca subito però Coppari, fermata in fallo laterale la Lazio, triplo cambio per l'allenatrice Amparo, mentre Pantano ha indietro per Iochisalo perché è appena entrata Siclari con la maglia del portiere di movimento. 10:58 al termine del match. Pasquale inverte la posizione con Iochisalo, esce in pressione Sciascio, Siclari, Pasquale, Pantano, ha indietro ancora Pasquale, di prima Siclari per Barca, in anticipo però Coppari, Vanelli prova a calciare verso la porta, arriva Pantano in opposizione con il corpo, attaccata da Rozzo che voleva la rimessa, si continua a giocare, possesso della Lazio, ne approfitta per allacciarsi gli scarpini Corin Pasquale e per i cambi invece la panchina del Pescara rientrano Belli, D'Incecco e Tati. Siclari per Pasquale, Iochisalo chiama lo schema alzando il pugno Pasquale, Belli ringhia su Siclari, il pallone però è arrivato da Pasquale, Iochisalo lo sposta con la sola, va a calciare e trova D'Incecco. Da quasi un minuto c'è il power play della Lazio, sotto di 4 reti, 5-1 il parziale. Pasquale, Iochisalo, Pasquale, Siclari da Barca, di prima ancora per la numero 5, si arrabbia ora Chilelli, vuole maggiore precisione da parte delle sue. Pasquale, movimento in mezzo di Iochisalo, Siclari, Barca, arriva Coppari, prova a calciare subito a fare muro però Cecilia Barca, rientra invece Pepe al posto di Siclari che rimane con la maglia rosa del portiere di movimento. 9:36, chiama il giro Amparo dalla panchina, Tati, D'Incecco per Belli dopo il tentativo di intervento da parte di Coppari. Belli contro Pantano 2 volte, mette il fisico Belli, guadagna il calcio d'angolo battuto per Coppari. D'Incecco si stacca, indietro per Mascia, era coperta Belli, non c'era cono di luce per il passaggio.
con saggezza di Incecco ripartita da Mascia, ora Tati, il capitano, la finta su Barca. Coppari, libera Belli, gira di prima, bene D'Incecco, serve in maniera perfetta Belli, arriva Iochisalo, poi Belli che si porta via il pallone, c'è il primo time out di questa ripresa e lo chiama mister Daniele Chilelli. 1 minuto di break per noi. Segno rosso sul volto anche per gli arbitri, ricordiamo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. LND e Divisione Calcio a 5 promuovono e diffondono il numero 1522 a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. Mentre riprende il gioco con Iochisalo, lunghissimo per Pasquale, lascia scorrere Mascia, serie di cambi sulla panchina di Amparo. 8:42, Vanelli per Sciascio, scambio tra le due, ora Rozzo, Pato per Rozzo, velo di Vanelli, alle sue spalle Sciascio. In mezzo bene per Rozzo che chiude il triangolo con Sciascio, è tornata però in copertura Iochisalo, va con il destro Sciascio, presa sicura di Pepe che lascia per Barca, con la punta per Pasquale, prolunga con la testa Vanelli, poi il tentativo di Pasquale che dice non l'ho toccata, quindi c'è il calcio d'angolo. Correzione, si arrabbia tantissimo Pasquale, si arrabbia anche Pantano, contro correzione. Viene indicato il calcio d'angolo, quindi il tocco di Vanelli c'è stato, anche se la numero 12 non è affatto d'accordo, è uscita scuotendo la testa. Barca per Siclari, Pasquale, prima linea ora Cettati, Siclari, Saletati, in mezzo bene il pallone, Pantano per Pasquale che si divora un gol da neanche 1 metro. Aveva mosso la palla benissimo la Lazio in velocità, eludendo tutta la difesa del Pescara. Azione perfetta, ad eccezione dell'ultimo tocco, proprio l'autrice dell'unica rete biancoceleste fino a questo momento sbaglia il possibile raddoppio personale e di squadra. Sciascio, Vanelli per Pato, Sciascio ha guardato avanti, ha perso poi il tempo per servire Rozzo e allora è ripassata dai piedi di Pato. Eccola Rozzo, Sciascio di nuovo, Vanelli a sinistra da Pato, doppia copertura su di lei, Barca e Iochisalo, ma la palla è ancora tra i piedi del Pescara. Vanelli, sale Iochisalo, Vanelli contro Iochisalo che la chiude subito in rimessa laterale. Rimane Sicleri tra i pali, non c'è tempo per effettuare il cambio. Barca, tiene vivo il pallone, Pantano, bene per Iochisalo di prima da Pasquale, poi arriva però alla punta di Sciascio, Vanelli all'indietro, mette ordine insieme a Mascia. Pato accelera e salta Pasquale, in mezzo per Vanelli, arriva Pantano però, c'è sempre Sicleri in porta al posto di Pepe. Se la cava sicuramente anche in quel ruolo.
Vanelli, passati però i 4 secondi, quindi controfallo, serie di cambi soliti per Amparo che mette la formazione più difensiva, mentre si avvicina a grandi passi d'arbitro verso Sciascio, da dire qualcosa alla numero 3 che si è appena accomodata in panchina, mentre Pato lì vicino parlotta con Manieri. Manieri da una parte e Vanessa dall'altra, queste le grandi assenti. Siglari 6:34, power play della Lazio. Iochisalo, salta Sciascio, poi Siglari, fermata bene da Belli, aveva colpito a botta sicura Siglari con grande potenza, pallone che rimbalza lontanissimo all'area di rigore, fermato da Belli. 2 gol per lei, era una grande chiusura. 6:28, Siglari di nuovo, Pasqual, Iochisalo, Pasqual si sposta sulla destra, ora controllata da Dincecco, Siglari per Barca, ancora Siglari, Iochisalo lì vicino, servita, Siglari che si è allargata a sinistra, Pasqual inverte la posizione sempre con Iochisalo, Pasqual per Iochisalo, un po' di spazio a destra, arriva Coppari però a toglierle lo spazio utile per rimettere in mezzo. Meno di 6 minuti, 5:59, 4 reti da recuperare per la Lazio, che adesso è in avanti con Pantano. All'indietro mette giù Pasqual, pensa alla conclusione, solo una finta. Ora Siglari, Barca, Pantano che gira sulla traversa, sul montante dopo il tocco di Mascia, quindi calcio d'angolo per la Lazio. Pantano sta interpretando benissimo il power play, già 2 volte che mette in mezzo un buon pallone, adesso ha provato anche la conclusione. Grande personalità della piccola numero 2. Barca, Siglari attaccata da Belli, riesce comunque a girare per Pasqual, esce Dincecco sulla numero 7. Barca, doppia chiusura in diagonale per evitare il passaggio a Iochisalo, che ora si è decentrata. Pasqual, Siglari controllata a vista da Belli, Iochisalo, la conclusione sul palo, pallone che rimane lì, lo recupera Mascia, poi con i piedi la conclusione tentata direttamente in fallo laterale. 5:18, sta giocando bene con il power play la Lazio di Chilelli. Iochisalo, Siglari, Pasqual, Siglari a sinistra, gira da Barca, ancora Siglari, quando riceve il pallone a destra Pasqual di solito lo sposta sulla corsia occupata in questo momento da Iochisalo, fa spazio infatti al numero 13, perde l'attimo giusto Pasqual, attaccata da Dincecco, trattiene la maglia di Dincecco. Pasqual, ottimo il lavoro del capitano biancazzurro che ha guadagnato la rimessa, ma rientra Pepe tra i pali della Lazio. Rozzo per Belli che ora va al cambio, mentre qui all'arbitro non tornano i conti. C'è un cartellino giallo che sta per estrarre, una sostituzione che non è piaciuta al direttore di gara. Primo cartellino di questo match dopo 15 minuti e 17 secondi. Ammonizione per Belli. Numero 9 indicato il numero di maglia di Federica Belli, che si consola comunque con le 2 reti realizzate. Dati 4:40 al termine di questo anticipo, l'ultimo di questo sabato di futsal. Altro fischio dell'arbitro, questa volta non ho capito però. Chiede scusa l'arbitro.
cerchiamo di capire, è un calcio di punizione indiretto per la Lazio, non ho capito il motivo, ma questa è la decisione arbitrale. 4:35, mentre è pronto il time out anche per Amparo, cartellino in mano al vice Chiavaroli. Pasqual, Siglari, gira Barca, Dincecco che libera l'area di rigore, l'ultimo tocco è di Iochisalo se non l'ho visto male, quindi rimessa per il Pescara mentre viene effettuato il cambio tra Pepe e Siglari. 4:24, mantiene la calma in panchina Amparo, giocatrici un po' innervosite da queste decisioni cambiate di continuo. Vanelli, Rozzo, pallone recuperato da Iochisalo e poi da Rozzo di nuovo. Sciascio, Tati ora, le finte su Pantano, la tira a sé, scarica poi per Rozzo, pressione di Iochisalo, Sciascio prova a saltare Barca, ce la fa prolungando l'azione con la testa, in mezzo per Rozzo, a sinistra c'è Vanelli, servita la finta su Pepe, un'altra finta, poi la conclusione con il mancino fuori. 3:47. Rimane Pepe ora tra i pali, in avanti Pasqual. Iochisalo va a cercare subito la profondità a favore della numero 7, tocca quel tanto che basta Tati e mette in fallo laterale, entra Coppali, rientra anche Belli a posto di Sciascio e Vanelli. Iochisalo chiamava al tiro mister Chilelli, c'era effettivamente un po' di spazio per Iochisalo che non se l'è sentita. Pasqual, Dincecco intercetta, Siglari gira di prima per Barca, questa volta non la trova, servizio impreciso. 3:30, riesce Dincecco e rientra Rozzo, riesce Siglari e rientra Pepe. Coppari per Tati, gira bene a favore di Rozzo, libera in avanti Belli, in velocità Rozzo contro Pasquale, superata ancora Rozzo, rimette in mezzo con il mancino Pepe in due tempi. Barca va subito ad attaccare Belli, ruba il pallone dai piedi della numero 6. 10 stagioni in bianco-celeste per Cecilia Barca, che è diventata capitano di questa formazione a 17 anni appena. Rozzo scappa via Iochisalo, ma non a Barca, ancora Iochisalo per Pasquale alle sue spalle, arriva senza farsi neanche sentire Belli, in punta di piedi, recupero di grande classe. Tati, la finta su Barca, ancora Tati, poteva mettere in mezzo, va in proprio la puntata in due tempi, ancora una volta efficace Pepe. Lascia il pallone per Barca, arriva Rozzo, poi Belli con il destro potente in calcio d'angolo. Pepe ma in difficoltà evidente da un paio di minuti la Lazio. 2:31, come se mancasse un po' di sicurezza in fase di impostazione, contribuisce sicuramente anche la stanchezza. Coppari, Belli, Coppari per Tati, continua il dialogo tra la numero 4 e la numero 44. Belli attaccata da Pantano, Tati per Rozzo, le sbarra la strada Pasquale, allora si va da Coppari, si fa vedere Rozzo, spazio per Belli, in avanti servita benissimo la Tati, Belli, lo scavetto di poco alto. Che cosa stava inventando Federica Belli, vicina a una tripletta bellissima. Il tocco sull'uscita di Pepe, trova soltanto la parte alta della rete, quella dietro la traversa. Rientra Vanelli proprio al posto di Belli. Ultimi 2 minuti. Vanelli aggancia questo pallone, lo restituisce all'indietro per Coppari. Tati a sinistra da Dincecco, muove molto bene il pallone il Pescara, come abbiamo visto in questa circostanza. Da Dincecco per Coppari, continua il possesso della squadra di Amparo, che sta crescendo di condizione. Vanelli, 2 pareggi, una sconfitta e tutte vittorie. Ora salta Iochisalo Dincecco, torna poi da Coppari, bello il movimento della numero 4, indietro Damascia. Tati, 1:14, vuole mantenere
la sfera tra i piedi Pescara sino alla sirena, quella finale della 7ª giornata della Serie A Fables. Scontro diretto, Coppari che gira, Pescara che è vicino ad altri 3 punti che lo mantengono in piazza d'onore. Lassù c'è soltanto la kick-off, 15 punti, ne avrà 14 tra pochissimo. Invece il Pescara, in attesa delle gare di domani, rientrano Conticelli e Colucci senza nessuna fretta. Il Pescara che ha più 4 a 37 secondi dal termine. Vanelli nella propria metà campo scambia con Dincecco, l'attacca Conticelli, rimessa ancora per il Pescara a 31 secondi. Tati, Vanelli, Coppari, fa scorrere il cronometro il Pescara mentre Conticelli ruba questo pallone, fermato di nuovo da Vanelli contro Pantano, prova a saltarla con un tunnel, tutto chiuso dalla numero 2, 17 secondi. I giochi sono fatti qui al Palarigopiano, l'anticipo della 7ª giornata e del Pescara. Ancora 7 secondi e poi sarà tutto ufficiale, mentre Tati scambia con Vanelli, in avanti ancora per Coppari che riceve, si prolunga il pallone con la testa, un autolancio, finisce qui la gara. La sirena del Palarigopiano dice che il tempo è finito. 5-1 il risultato a favore del Pescara, che consolida così il piazzamento al secondo posto della classifica. Una partita ben gestita dalla squadra di Amparo. Il gol della Lazio è arrivato soltanto allo scadere del primo tempo, poi una ripresa d'autorità da parte delle biancazzurre di Amparo, che incassano così un'altra vittoria da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini. È tutto per quest'oggi, ma domani ricollegatevi sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 perché il grande futsal vi aspetta lì. Ciao a tutti, buona serata.